Siamo sempre in Friuli, siamo ancora nelle nostre Dolomiti friulane, siamo tornati a Tramonti e quindi siamo tornati a trovare ancora Ederina, Albina e Armida per poter di nuovo rientrare, ricalarci in questo mondo. Ci sono tanti momenti belli, momenti di gaudio, di gioia e momenti che vengono raccontati di un mondo che ormai non conosciamo più. A Natale invece cosa facevate? Oltre ovviamente al pranzo, alla cena. Andavate tutte alla messa di mezzanotte, immagino. Sì, sì. Quella volta c'era, Sì, c'erano preti e la facevano, era bello. Sì, facevamo l'albero. Sì, in piazza, sì. Sì. E adesso è un anno o due che non lo fanno più in piazza. Oh, cosa si metteva? I fichi secchi si appendeva i mandarini, La polenta, le noci, la fettina della polenta rostita. biscotti, tutte quelle cose lì. Invece del giallo aveva cambiato colore sul marrone perché era un po' bruciacchiata. Tutta roba che si mangiava. E facevate anche il ceppo di Natale? Veniva Sì, Madonna, Sì, sì. Facevamo con le canne del Gran Turco, quando era anche la Befana. la Befana. Facevamo un gran nel campo, un gran, Sì, un gran... falò? grande, enorme. E valeva sempre il discorso del buon principio, o comunque della prima persona che si vedeva, che doveva essere maschio o femmina, c'era Uomo, questo? per le donne uomo. Diceva Sì. che si Ma io presentava quello un non uomo. l'avevo, non... Sì, io sì, me lo ricordo Sì, molto bene. altro che. Io quello l'ho sentita a Milano. Difatti, Invece qui a Tramonti... Non anche qui a bambini. Tramonti. sì, c'era difatti anche anche qui, adesso, sì. io quando è il primo dell'anno cerco, se sono mie sorelle le lascio da parte, vado a dare gli auguri a un uomo, un ragazzo, chi è. E Dato che sia porta maschio. fortuna per tutto l'anno. Poi l'ultimo, cioè il primo dell'anno, il pomeriggio a quella volta c'erano ancora i vesperi. Allora bisognava andare a vesperi e dopo ci ritrovavamo a noi a Tramonti di Mezzo in una stalla a giocare alla tombola. Fino alle 6 così, anche alle 7 perché non sapevamo dove andare. Fuori era freddo. Ecco, allora lì il calore della mucca, era mia zia tutta felice a vedere bambini e tutti quanti lì, perché in quella stalla lì doppia erano i cestai. Sì, allora avevano fatto dove lavoravano loro, avevano fatto il pavimento col po' di cemento buttato giù lì così, e ce n'erano 1, 2, 3, sì, lì che facevano i cesti e sotto avevano un asse grande così per uno che si chiamava il lush. Il lush. E uno di quelli lo prendevamo su noi, che lo mettevamo sulle ginocchia per poter stare seduti intorno a giocare a tombola. Ecco, noi invece qua giù, anche il primo dell'anno e anche durante l'anno, ci si trovava la domenica tutte quante giovanette così, si andava a giocare col maio, si metteva un bossolo su un sasso, si buttava l'altra pietra e il coso cadeva per terra e dopo bisognava una che corresse per trovarlo, e se non lo trovavi, se non arrivavi in tempo a prenderlo, eri condannata a fare come si chiama? La penitenza, ecco. E allora qualche volta magari ti davano la penitenza, ti facevano andare, perché avevamo la fontana in piazza qui, ti facevano andare sulla fontana e dire: Chicchirichì, la più amata del mondo, per 3 volte.
Sì, è vero, è Que- vero, è vero. Questo era il nostro disegno di giocare. Ecco. Quindi si metteva un barattolo per terra, Sì, un barattolo, si un metteva un gamellotto. sasso, Ah, un barattolo sopra. sopra e con un'altra pietra piccola si Lanciava tagliava contro verso il Sì, barattolo. per colpire. per colpire e dopo il coso cadeva e tu bisognava che corressi per andare a prenderlo, ma allora si andava su una discesa, capito? E il barattolo andava giù per la discesa e bisognava correre dietro Difficile. per vedere chi lo prendeva prima. Ah, quindi partivano tutti, ho capito, partivano tutti. Davano Sì, questa sì, sì. penitenza. E magari dopo se io non arrivavo a prenderlo mi mandavano a fare la penitenza. sì. Poi si giocava alle biglie tanto, las balinas dicevamo. Si faceva la buca e allora lì si giocava e chi vinceva, vinceva. Quindi con Durante la l'inverno, pallina dovevi tirarlo dovevi riuscire a entrare in buca? Sì, Sì. facendo così. Sì, ecco, Con dovevamo 5 fare così. sassolini. Che delle volte andavamo proprio al fiume Meduna perché le trovavamo belli. Sì, ma dopo le vendevano anche lì il tabacchino. No, ma le palline era diverse. La piruscetta, le clapadines, Se la che scrapadina capisci? non usiamo. Sì. Quei sassolini si buttava così e si dovevano prendere uno alla volta. E dopo 2, 3, 4, 5. Ah, si buttavano su, sì, era quello. Su e si prendeva su quello. Poi, come si chiama, si faceva le strisce come un Al campo. campo, Al campo, sì. E lì bisognava andare a saltare. saltare da un posto all'altro e fare tutto il giro del piccolo campo. E lì si giocava Con una sempre. pietra, dovevamo tirare la pietra e spingerla, ecco. E sulla quarta pietra era la pausa. E dopo Era finito il ecco. campo e era la pausa. Allora dopo chi vinceva si prendeva una casella e dovevi chiedere a chi l'aveva vinta se per piacere ti lasciava entrare nella tua casella o se no dovevi fare il salto doppio. Allora se ti aveva in simpatia, allora ti diceva di sì. E se aveva qualcosa, magari arrabbiato, ti diceva no. E allora prendi la tua scaggetta e via. E quindi d'inverno vi trovavate nella stalla più o meno? Sì, Perché sì, sennò- praticamente Nella lì nella stalla. Ci andavamo anche a fare, diciamo, il bagno, tanto per dire. Nella stalla noi eravamo in tante e ci portava questa grande bacinella dove Le era podine. la stalla, dove era la la podine mucca proprio. Quello era E il la- nostro deodorante. Ecco. E mi ricordo che la mia sorella, quella un po' più giovane di me, quando gli lavava i capelli, la mia mamma non voleva mai, gli metteva la testa in mezzo alle ginocchia e la lavava e là è tutta una guerra. Ma lì, proprio nella stalla. Il Sì, nostro profumo era Sì. stagliere. ecco. La stalla. Beh, ma la stalla non è un cattivo odore, anzi è un profumo. Ma oggi puzza. Ma oggi guai. Perché danno da mangiare chissà che cosa, ma una Oggi volta che puzza. mangiavano fieno, Sì, era Avevano un l'odore profumo. diverso del, Sì. del letame. era un Da- esatto. Forse le tenevano più pulite di adesso. Sì. Forse anche No, ma perché sono sì, i mangimi che hanno, Sì. E che hanno un adesso altro sono i odore. mangimi veramente, perché una volta gli facevano il beveron, dicevamo noi, un po' di crusca, un po' di patate, un po' di quello che c'era, ecco, diceva, da Gia dai il beveron alla vacca. E dopo c'erano, anche quando c'erano delle belle feste, veniva la giostra, si faceva tutto qui in Sì. piazza. In piazza c'era il vascone dell'acqua, e poi c'era una crocetta qui davanti, nella era la piazzetta croce lì in c'era una piazza, croce Con tutta la grande. via Crucis. Sì. E insomma ci si divertiva. Sì, facevamo anche un bel carnevale, anche la mia mamma andava in maschera. Dai, andavate tutti in maschera? Bellissimo, Sì, i sì, crostoli in casa. Ecco. Sì, E sì, la sì. farina. Sì, anche. facevamo tutto a far crostoli, è vero. Noi lassù a Tramonto di Mezzo, la farina di polenta, la facevamo che quando ammassavano il maiale c'era lo strutto e allora ci davano un po' di quello, c'era sempre una mamma che veniva a farcela perché bisognava essere svelti di non bruciarla
e cuoceva anche presto giravolta e messeda e metteva dentro questo strutto, dopo un po' di zucchero insieme e dopo ce la dava nella carta un po' per uno mangiare e morire. Sì. Buonissimo. Buonissimo, la farina di polenta. Pensa. Allora tutti portavamo un po' di farina e quella signora ce la faceva. Allora ogni tanto si chiedeva alla mamma, si diceva: mamma, cosa mangiamo questa sera? San sarà. Se ce ne sarà. E se no mangi Polenta e latte. Sì. Si faceva grandi feste, però si andava anche in chiesa. Sì. Devo dire la verità, Sì. in chiesa. Se Sì. andavi in chiesa mangiavi, se non andavi in chiesa non mangiavi. Sei stata a Rosario? Sì, e noi magari in giro alla chiesa. Ah boh, allora se sei stata a Rosario bene, se no... No, tutte le cose, tutte le cose che veniva per la chiesa bisognava andare e basta, seguire tutto. Era bello, perché insomma non era solo il divertimento, era anche un po'... No, anche quando dovevamo andare a fare la comunione, guai mangiare dopo mezzanotte. Ah sì. Guai, io mi ricordo che mio fratello aveva mangiato la mattina un po' di polenta e la mia mamma non ha voluto che vada a fare la comunione perché aveva mangiato, non si doveva mangiare. Ecco, No. a proposito anche quando si faceva la prima comunione era di prescritto di fare le 7 domeniche di San Luigi. Sì, questo non io l'ho mai le ho sentito. fatte. Come sono? È di andare a fare la comunione Ogni ogni domenica. domenica. E allora io ero un po', sai, dopo non mi ricordavo più, intanto che mia mamma era scappata, allora nascondeva un pezzettino di formaggio grana quando, sì, lo si prendeva poco quella volta e io ero golosa, intanto che mia mamma è scappata io mi sono attaccata al pezzo del grana. È arrivata dentro in casa e mi fa: brutta bestia, ha detto, devi fare la comunione tu. E mi ha trovato lì col Non si pezzo del poteva, grano. guai. Guai. E cioè la prima settimana si doveva andare a messa tutti i giorni. Quando era tramonti di mezzo andavamo là. Quando era tramonti di sotto dovevamo venire giù tutti qui. Dal lunedì fino alla domenica. E quella volta i preti, la dottrina, insomma... No, era molto severità. Era molto severità e... Se si incontrava il prete... Adesso sembra una cosa più bella, è tutto moderno, tutto cambiato, però voglio dire, ti preparavano come potevano una volta, che invece adesso fanno una preparazione per la prima comunione. Come ho fatto E io. quando facevamo la comunione si mangiava nel prete. Ah sì, dopo. La cioccolata. La faceva. cioccolata. La la cioccolata mattina. ti faceva, le mamme portavano la scodella del latte e dopo tutto assieme mettevano dentro un po' di cacao e lì è un pezzo di... il pane all'olio, il pane piuma. Non quel so, giorno, so che sì. si mangiava bene. E contenti. In e canonica si dopo via portava a tutto in casa. canonica. Sì. E alla Preparavano, Cresima era proprio invece bello. non c'erano le feste come adesso. Forse è meglio anche adesso un po' perché partecipano anche i genitori. Invece quella volta si andava solo o dal padrino o dalla madrina. Ecco, io mi ricordo che mia tignu Paolina Parmesanto, Bene. la sua mamma aveva fatto un spezzatino che lo vedo ancora oggi con la polenta a mangiare e morire. Sono sposata alle 7, 6:30, 7 del mattino. Sì, Non si perché sapeva aveva cosa peccato. fare fino alla sera che si doveva mangiare. Eri incinta Allora prendiamo per il quello. 4 di noi. Incinta. Io, il marito, il compare, la comare e l'autista. Via Udine, tutto il giorno a Udine, da una sedia all'altra. Loro andavano in giro per Udine e io, poveretta, sulla panca lì a aspettarli, chiusa in una stanza, con i piedi gonfi così, con una pancia così. Sono stata fino alle 7. Alle 7 siamo ritornati indietro e abbiamo fatto la cena qui, nell'antica, non nell'antica corte, in piazzoletta, lì. No, dalla Mariana. Dalla Mariana.
Allora la Marianna aveva l'osteria e lì, che sarebbe stata mia zia, sarebbe stata la sorella di mia suocera. In 18 eravamo a mangiare, tutti stretti, papà, mamma, compari, comare, santola e il familiare, basta. Tutta la mia cerimonia. Sì, poi facevano la grande festa della Madonna Assunta, come adesso, anche quella volta la facevano, sempre fatta. 15 agosto? Sì, ma È la era nostra patrona della chiesa, un festone quella volta. un gran festone. Sì, ho detto, veniva la giostra qui in piazza. Sì, si faceva i giochi delle pentole, Ah da sì, rompere le pentole, la corsa Era dei bello sacchi. quello. Io mi ricordo col cucchiaio, con l'uovo in cima e bisognava camminare per non rovesciarlo. E ci sei Si riuscita? faceva sempre qualche Sì, penitenza, Ci sono riuscita. Sì, era bello, insomma. sì, Si divertiva. era sempre qualcosa di importante, quindi noi eravamo tanta gente, mica come adesso. E la cuccagna, andare E su la nel palo cuccagna? per prendere il coso, per prendere il ciotolo lassù. E dopo era piena d'acqua, la Si battevano giù. faceva in piazza queste... Ah, in piazza qui? In piazza? Sì, sì, era tutto in piazza qui. Sì, non sì, era quella niente volta non era ancora la sede, alla Proloco. erano qua Perché la assi. Madonna Nostra sarebbe da portare in ottobre. Sì. La Madonna Nostra è il mese di ottobre. Sì. Però venivano gli immigranti l'estate e hanno cominciato a volerla fare la processione, stare tutti insieme perché in ottobre dopo non potevano più tornare. Che giorno di ottobre era? E la prima domenica. Sette. E quando eravate piccole la Pasqua era particolarmente sentita, cioè si facevano più giorni, no? Cominciava già il giovedì. Sì, sì, Madonna, ogni giorno Madonna. si andava in chiesa a fare Si l'ora di cominciava, adorazione. ecco, la domenica, dopo il lunedì, martedì e mercoledì, 3 giorni facevano. E ricordo lassù che ogni ora avevano messo i cortili, da quell'ora a quell'ora quel cortile. E da un'altra ora a quell'altra un altro cortile che Il erano cambio sempre di tutte, è no? il cambio di tante famiglie. Sì. E andavano lì a fare un'ora di adorazione. Di Allora, e poi adorazione. non si lasciava la Sì. chiesa. No, perché dicevano che non si poteva lasciare il Signore da solo. E poi la sera veniva il prete a fare la funzione e lo rimetteva la chiusura dell'adorazione. E questo prima della Pasqua, cioè lunedì, martedì, mercoledì prima. mercoledì c'era. Il giovedì santo c'era la messa Dell'ultima dell'ultima cena, ma quella volta facevano orazioni e sopra orazioni, era lungo, stava un'ora ore e più, ore ore e ore in chiesa. Si spegneva una candela alla volta, ti ricordi Arlina? Ecco, non vuoi che mi ricordi. Questo è il venerdì o già il Mi giovedì? ricordo più di Giovedì. voi altri, Giovedì. perché ero E il prima ancora. venerdì c'era la processione, andava ad adorare il Signore lo stesso, sempre in chiesa, e alla sera era la processione per le vie del paese. Sì. Ma il E venerdì allora- quello, no? Sì. Allora ogni portone metteva fuori qualche cosa sugli altarini, un crocifisso, una Madonna, sì, col cuore spezzato. Insomma, era un segno proprio, era bello. E poi a un certo punto si fermavano le campane, Ah, Sì, non 3 suonavano per 3 giorni. il non so. venerdì, il venerdì. il venerdì quando moriva il Signore, dicevano alle 3, che moriva E alle il Signore. 10 del mattino che tornava a risuscitare, che si andava alla messa. Sabato. E adesso fanno il sabato sera. E adesso Però- muore quando vogliono. sai. Però Non ha più stagione neanche il Signore. muore Muore di dal venerdì. venerdì santo dicevano loro, no? O che trovavano il momento di avere anche un po' di riposo, il rispetto del Signore, che non si poteva toccare la terra, non andavi nessuno nel campo né niente.
Se No, per quello ecco. neanche la domenica non si andava in nessun posto, No. adesso tutti lavorano. Ah, beh, No, sì. la mia mamma Non mai. si Beh, toccava no. terra assolutamente. Ben quelle delle bestie ti dirò che io che avevo anche le bestie Sì, Eh mi beh, toccava andare nel fieno per perché quando forza. pioveva Sì. la mucca aveva fame, non andava Per dietro. forza, perché anche pioveva magari tutta la settimana, il fieno era lì ammucchiato. Allora, se era bel tempo la domenica, andavano di corsa alla messa, non mancavano, poi subito dopo cambiato e via a buttare giù il fieno e doverlo portare su, perché, per quello, ecco, solo per quello. Per lavare facevate voi il sapone? Sì, con la In lessiva, quella- con la tante cenere. volte sì, tante volte si faceva il sapone a casa. Sì, qui Con la aveva lessiva lavatrice. faceva. Con le lessive. Come si fa da lì? Come si faceva? E buttavano giù con l'acqua bollente, buttavano giù La la cenere. cenere e giravano bene, mettevano il coso lì in ammollo e lì era come che avessi la candeggina. Ma non restavano pezzi di legno o roba nera? No, ma la passavano. Veniva filtrato? Sì, la passavano col coso, Col colino col e colino che non venga giù. Quindi restava si solo... faceva la come un cenere. piano uno sopra l'altro Sì, dentro nel coso sempre, e li si buttava, si lasciava dentro in amolle sempre con la cenere. Sì. E dopo e se no si andava andava in a Meduna nel ruscello a Rossello a a sciacquare. lavare i pannolini e così, dopo si quello metteva che col c'era, sapone al sole e lì c'era la varichina. Ah sì, sì, sì. Bisognava fare così, se no i cosi, i pannolini non venivano puliti se non li mettevi. Anche quella volta, diciamola com'è, quando si aveva il ciclo, Beh, cosa ti dico, i pannolini saponato, messi al sole venivano Noi che bianchi. eravamo in 7-8, Figurarsi, sì, beh. Ecco, ricordo che mia mamma, quando è nato il mio bambino, diceva metti ha lì, faccio detto, io. non mettere i pannolini da cacca in candeggina, che magari gli fa male al bambino. E lei li saponava e me li metteva fuori al sole. Ecco qua i pannolini del tuo bambino. Non è come oggi che li hanno i pannolini belli pronti. Quella volta, avendo tanti figli, spaccavano anche le lenzuola per fare i pannolini. E comunque le donne dopo il parto erano comunque impure, dovevano comunque... Bisognavano, sì, non andavano al battesimo. Quella volta Che il battesimo si veniva fatto andava al subito battesimo, dopo. però Fuori dovevi essere benedetta prima. dovevi essere benedetta, sì. Prima Dopo di quanti entrare. giorni si faceva il battesimo? una 8 volta, giorni. 8 subito. giorni. Si passavano gli 8 giorni e non suonavano neanche la campana. è vero, e se una donna si sposava, no, incinta, non le suonavano le campane Beh, al cosa ti ho bambino. detto io? Alle sì, 7 sì. di mattina. Ma che colpa ha il bambino? Io Fa le festa. ero incinta di 6 mesi, 7. Anzi, adesso le suonano quando uno è incinta, Ecco, che non ce n'è. e quando nasce un bambino, beh, ultimamente quando sono nati questi bambini, sì, hanno suonato anche le campane. Beh, insomma, è un momento di gioia. Per andare al battesimo c'era il corteo, sicuramente si Certo, andava il su... corteo, Anche la mamma E la andava mamma sul stava nel corteo? Stava nel Bambino. corteo? Sì, stava col corteo, però doveva Ma la mamma sempre indietro. però. sempre indietro. Ah, non davanti, quindi No, col il bambino? corteo No, era il no. compare, la comare, tutta la gente. I santoli, diciamo, ecco, E la i mamma nonni piano piano di dietro. che quella volta dovevano portare la brocca dell'acqua, l'asciugamano bianco, andavano giù. Che cosa portavano esattamente? Cioè andavano su, si formava il corteo a casa Sì, sì. e quindi andavano davanti i santoli, erano i due, Sì, e poi i santoli nonni. col bambino. E il papà dove stava? Sempre E il con loro? papà, No, il papà c'era. stava con loro. Ok, e i nonni? No, la mamma no. La La mamma. mamma no. E i nonni? E i nonni e i parenti, ecco, diciamo, chi c'era quella volta che... Cosa dovevano portare su in chiesa? Niente, davano prima un asciugamano. Bianco. E la brocca dell'acqua. No, erano loro lassù che si preparava, in chiesa, il prete. No, la brocca d'acqua io non l'ho Ma mai... io andai veduto San Giorgio No, con no. la brocca Specialmente dell'acqua. l'inverno Sarebbe la un glaciato? dovevano scaldare un po', se Ecco, no
Buon frutto. Però si scaldava in coso, in sacrestia. Davvero? Sì, in canonica, si portava l'acqua calda di canonica. Io sono stata dentro, so. Comunque il corteo poi arrivava tutto in chiesa e la mamma restava fuori. Restava fuori, Solo però, lei? Solo lei nella porta della chiesa laterale, lì andava il prete, la benediva e dopo poteva entrare. Però, La benediva prima o dopo No, il dopo. battesimo? Prima. no, Dopo, il battesimo. dopo. la portava dopo vicino sull'altare della Madonna, lì in ginocchio, e il prete la benediva e dopo poteva andare col corteo e con il bambino. Comunque so che c'erano anche lavori che si potevano fare e altri che non si potevano fare quando una donna aveva le mestruazioni, no? Perché c'erano, mi pare, il formaggio anche. E dicevano Ah, sì, sì, che, è vero, che lo si dicevano, andava male sì. il formaggio. Non Sì. bisognava toccare niente in quella volta, quei giorni lì. Quelle cose Sì, è particolari vero. lì non si toccava. Ma Non facevate andare da nel mangiare? fiume, nell'acqua, attraversare l'acqua coi piedi freddi, che E non beh, che andava ti bene. poteva Vero. farti male alla Sì. salute. Sì, Lì c'era tante cose che sì, è vero. al giorno d'oggi ridono quando Come ho detto l'altra volta, ci davano da bere. La ferrochina Bisleri. È vero. Cioè quando vi venivano le Il vostre vino cose con vi le davano il vino? lime dentro per Ah, ricostituire. per il ferro? Ah. Sì, questo era il nostro ricostituente. Sì, lo faceva in primavera la mamma, avevamo 10, 12, 13 anni. Andava a prendere le lime dal fabbro, mi ricordo Tramonti di Sopra, le metteva nel vino bianco, le teneva lì magari per un mesetto e poi ci dava un bicchierino al mattino, Che la- digiuno. Ed era diventato marrone ormai. No, proprio, no, Ah, non prendeva tanto. no. Lo ricordo bello chiaro, o la ferrochina Bisleri, Buono. sì. Poi Per anche quando si era incinte così, non si poteva mai andare con i vestiti tutti. Guai se andavi in chiesa, senza con le niente. maniche corte. Guai, non potevi andare, devi andare E sempre anche con le sposarsi, guai sposarsi in bianco se eri incinta. Il giorno d'oggi mettono anche Fiori d'arancio. e hanno ragione. Tanto Neanche, cosa neanche in cambia? maniche corte non si poteva andare No, in no, chiesa. No, senza se avevi la calze. manica fin qui il prete ti diceva va a casa. E un fularino in E testa. lei sì che avevamo il velo, io ancora. Le donne io. avevano la veletta, dicevano, la veletta. Il velo E nero, noi, sì, ce l'ho sì. ancora io. E noi ragazzine, bambine, avevamo un fularino colorato e così, Sempre col foulard, sì. sempre. Sempre a Calze, capo coperto. Sì, le calze, le gambe coperte, Sì. le braccia coperte. Diciamo che resterebbe ancora la notte dei santi, la notte dei morti. Ah, beh, la notte dei santi che l'abbiamo detto che l'altra volta che suonavano ogni ora. Tutta la Ogni ora si suonava le campane. a ogni ora. Ogni no? ora. Ah, ecco. Si mettevano i ragazzi, ogni ora suonavano le campane. Dalla Erano sera tanto di fino alla turno mattina. mio marito e Carletto la via. Sì. E all'indomani andavano in giro per il paese, gli davano un po' di farina per la polenta o quel che avevano. In Carnia facevano da mangiare, Mangiare lasciavano dei sul morti. tavolo e la porta aperta e No, tanta no, acqua no. perché Sì. tornavano i morti Anche qui. a salutare. Sì? Sì? Si dicevano di lasciare la porta aperta e anche far fuoco che si scaldino. Si faceva fuoco durante la notte. Forse Sì. della tua età, della mia età no. Se ti ho detto E io bem, della mia è più età. vecchia ieri, no, sì. Appunto, Io non posso avere Quindi lasciavate la porta aperta. sì, sì. Dicevano così. Almeno fino alla mezzanotte. Dopo non importava.